Eder, Mac, Pallister. Sebastiano ti raccontò che fino alle 11 era stato in giro con le biciclette. Sì. Lui mi ha detto che è venuto qua perché è andato a far benzina. Quando qua da me, il stesso giorno della sparizione, al pomeriggio, è venuto il signor Claudio a vedere se c'era. Non mi ha trovato perché io non ero a casa. Noi nelle nostre case abbiamo sempre accettato Sebastiano. Non ci ha mai fatto né male, non ci ha mai mancato di rispetto, si è sempre comportato bene, però è una persona che noi da 32 anni non riusciamo ad affezionarci, perché lui non ha fatto niente nei riguardi della famiglia di Lili, compresa la mamma, di quando c'erano, per farsi accettare, per farsi ben volere. Io le dico solo una cosa: quale motivo avrei avuto io dopo 4 giorni, anzi quasi 5, perché lui mi ha fatto 2 visite, sono successe 2 cose diverse, che motivo avrei avuto io di andare a fare una deposizione spontanea per specificare degli orari? Me lo dica lei. Quando ho visto che andava in tutte le TV, tutti i giornali scrivevano, lui parlava di quello che ha fatto quella mattina e io mi dicevo, domani rettificherà, capisco, il primo giorno sei così un po', sei un po', non sai cosa fare, eccetera. E quindi ho detto, aspetto 4 trasmissioni, 5, non succede niente, leggo i giornali, non succede niente. A quel punto là io ho detto a mio cugino, a Claudio, agli altri parenti, a mia figlia, al mio genero, ragazzi, che devo fare? Devo star zitta o devo andarlo a dire? E sono andata in polizia. Lui mi ha detto che è venuto qua perché è andato a far benzina. Quando qua da me, il stesso giorno della sparizione, al pomeriggio, è venuto il signor Claudio a vedere se c'era. Non mi ha trovato perché io non ero a casa e noi ci chiedevamo perché Sebastiano non fa niente. Mi scusi, quando è venuto qua gli ho detto, hai aperto gli armadi, hai guardato se manca un giubbotto, se manca un paio di scarpe, tu hai le foto, l'ha fatta con 50.000 giubbotti, non con uno, giusto? Perché basta vedere le foto. Sì, certo, ha ragione. Con quello grigio, uno con quello bordeaux, poi allora vai in armadio, guardi le foto e vedi se uno di quei giubbotti delle foto manca, vedi se una stampella è vuota. Noi abbiamo borsette invernali e borsette estive, giusto noi donne? Ecco, secondo me quella borsetta non è invernale perché nelle foto di Liliana con i giubbotti, capellino, guanti, c'è una borsetta nera. Lei quella borsetta ieri l'ho vista qua da me, ma in primavera, in estate, mai d'inverno. Con le mappe, quella non è una borsetta invernale, non è una borsetta che metti con gli stivali o con gli scarponcini o con le scarpe da neve, per dire. Io l'ho chiesto, quando sei tornato a casa, la porta com'era? Chiusa a chiave, chiusa con l'antifurto o solo accostata? Normale. Secondo lei che risposta è normale? Così mi ha risposto e così mi ha dato altre risposte che a me non stavano bene, cioè non coincidevano con quello che era successo, tutto qua. Che motivo di dire che erano 100.000? Me l'ha detto lui, mi ha detto ho trovato 2.000 euro in un posto, 400, 500, 600 euro in un altro e ho trovato l'estratto conto della banca con 100.000 euro e io gli ho detto, non pensavo così tanto, mi ha risposto, pensavo 20-30.000 e dopodiché gli ho detto, ma Liliana è da poco che è andata in pensione, probabilmente ha conservato i soldini. Tua moglie è scomparsa da 2 giorni e tu mi dici, non apro l'armadio, però trovi i soldi. Qualche dubbio posso averlo? Io dico, mia cugina aveva un progetto di vita, il suo sbaglio è stato quello di dirglielo prima. Avevano deciso di dirglielo qualche giorno dopo. Probabilmente ha accennato qualcosa già quando sono andati alla Sauna in Slovenia, no? Prima di andare a quella famosa cena. Sì. Ma se vogliamo quella famosa cena, non mi sembra che Liliana sia allegra con degli amici che stanno partendo per le vacanze di Natale, amici che conoscono una vita. In questura ho fatto una segnalazione dicendo che io sono andato fuori di casa e sono andato a fare
le mie cose senza specificare gli orari e queste cose qua. Faccio mille cose, fotografie, matrimoni, ho questo hobby delle forbici, dei coltelli, così. E con questi soldi io mi sono sempre pagato tutto, le cose, e i viaggi e le cose che siamo andati ho pagato sempre con i miei soldi. Intanto non so come saltano fuori 100.000 euro quando dall'estratto che io ho dato alla polizia sono 50.000, non so come siano venuti 100.000, assolutamente non so. Secondo, è lei che mi ha detto: come farai adesso che questo... Adesso che ho detto, un po' di soldi a casa ce l'ho, avrò una 15.000 euro, una cosa che è messa lì per che cosa si risparmia, se dobbiamo fare un viaggio, un volo, andare da qualche parte. Lei, parlando con me, a un certo punto mi fa, che poi io sono andato a trovarla per stare con lei, per starle vicino. È lei che mi ha detto, adesso come farai? Ma lo sai che se non trovano Liliana per 10 anni non potrai toccare i soldi? Io ho detto, non lo sapevo io queste cose qua, non lo so e non mi interessano. Questi soldi qua possono anche tenerseli. Lili era un po' invidiosa di sua cugina perché comunque stavano bene, una bella famiglia, le figlie, i generi. Veramente che io tante volte telefono, mi sento col genero. E ora attenzione, andiamo alla mattina del 5 gennaio, il famoso giorno del ritrovamento di Liliana. E c'è una intuizione di Sebastiano che non coglie nessuno, che avrebbe potuto cambiare la storia. Abbiamo sempre ritenuto Fulvio Covalero il mago di questa vicenda, ma qui Sebastiano riesce a pietrificarlo con ciò che dice la mattina del 5 gennaio. Al solito ce l'ha con Claudio Sterpin. No, io ho detto che non credo che lui abbia fatto del male, cioè parliamo a Lilli, magari successivamente, però l'ha condizionata, come ho detto prima, probabilmente lei ci sarà. Ma lei lo sta accusando, mi scusi. 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 Lo sto accusando, sì, è vero, sì. Lui ha una responsabilità indiretta di quello che Lilli evidentemente aveva intenzione di fare o così. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.